Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi trovo a Vittorio Veneto. Ci sono sempre passato vicino ma non sono mai venuto proprio a visitarlo. Quindi oggi, anche se ho la voce un po' rauca, vi porto e andiamo a scoprire insieme Vittorio Veneto. Dai, andiamo! Vittorio Veneto nasce nel 1866 dall'unione di Ceneda, antico centro vescovile, e Serravalle, vivace borgo mercantile. Il re Vittorio Emanuele II decise di unirli per creare una città più forte e più importante, che prese il suo nome. Vittorio Veneto è anche un luogo storico fondamentale d'Italia. Infatti qui si è decisa la fine della Prima Guerra Mondiale durante gli ultimi giorni di guerra. Fu il punto in cui l'esercito italiano sferrò l'attacco finale che spezzò definitivamente la resistenza austro-ungarica, portando alla fine della guerra sul fronte italiano e segnando un momento storico per l'intero paese. E qui siamo nel quartiere di Serravalle e adesso visitiamo la chiesa collegiata di Santa Maria Nova. E queste sono le acque del fiume Meschio. E se riuscite a vederlo, qui sopra questo monte c'è il santuario di Santa Augusta. Poi saliremo fino a lì e andremo a scoprirlo. E qui c'è la bella ma piccola piazza Flaminio. E come sempre io trovo cantieri aperti. E qui possiamo vedere sulla torre campanaria c'è uno dei quadranti d'orologio più antichi d'Italia ed d'Europa, risalente addirittura al 1334. E dopo un aperitivo in piazza Flaminio potete visitare il Museo del Cenedese, che è ospitato nell'antica loggia della comunità di Serravalle, elegante esempio di architettura veneziana di terraferma, costruito fra il 1462 e il 1476 dai podestà Gabriele e Domenico Venier. Al suo interno potete trovare reperti archeologici che vanno dal Neolitico all'età romana e longobarda, oltre a una ricca collezione d'arte con opere pittoriche e scultoree dal 400 al 900. Allora, volevo andare su al santuario di Santa Augusta per la classica entrata scalinata che ho sempre visto, ma come sempre con la mia fortuna cantiere anche qui. Allora, se salirete quando sarà aperto il sentiero, la scalinata che sale al santuario, vi attendono un dislivello di circa 230 metri su un percorso di un paio di chilometri che si snoda tra una scalinata monumentale e una mulattiera panoramica. Lo stanno sistemando perché era messo male e quindi stanno riordinando, risistemando i gradini e quindi si accede tramite
il giro che si fa, si sale da dietro di circa 4 km a piedi o si può salire in auto fino a un certo punto. E visto che oggi fa abbastanza caldino, saliamo in auto. Allora abbiamo appena parcheggiato, adesso a piedi arriviamo al santuario e vi dico nel frattempo la storia drammatica di Augusta. Mancuso era un potente e spietato re barbaro pagano. Malgrado la sua crudeltà, Mancuso aveva una figlia di straordinaria bellezza e bontà chiamata Augusta, che aveva un animo completamente diverso dal suo. Dopo la morte della madre, Augusta fu cresciuta nella fede cristiana da una nutrice, pronta ad aiutare i più deboli. Il padre, dopo aver scoperto la sua fede, cercò di cambiarla, ma lei rimase salda in quello che credeva. Cercò di torturarla per piegare la sua volontà, ma la fanciulla rimase sempre incrollabile e illesa e non cedette mai. Accecato dall'ira, il padre la condannò a morte, decapitandola, ponendo così fine alla sua vita, ma consegnandola alla memoria eterna. E quindi qui in questo luogo proprio dove ha trovato la morte c'è questo santuario. Eccoci arrivati al santuario. Eccolo qui. Qui ci sono vari sentieri. I sentieri della Val Lapisina. E questo qui a fianco è un ristorante e poi andremo a pranzare. L'attuale cappella fu edificata a seguito del rinvenimento delle reliquie della santa, avvenuto in questo luogo il 27 marzo 1450 durante i lavori di ristrutturazione della primitiva chiesa posta entro il castello. Oltre all'urna di Santa Augusta furono trovate altre 2 tombe, la prima emanava profumo e conteneva il corpo di Santa Cita, la nutrice. Nell'altro vi erano i crani di San Biagio e di San Pellegrino. Allora, quelle che vediamo qui davanti sono i resti della nutrice Cita di San Biagio e di San Pellegrino. Ed ecco, proprio qui dietro ci sono le 2 colonne che sorreggono l'arca dove all'interno ci sono i resti di Santa Augusta. E la leggenda dice: se si passa dietro a queste colonne si guarisce dal mal di schiena. E io provo. E qui, proprio in questo angolo, furono trovati i resti di Santa Augusta e si dice che chi infila la testa guarisce dal mal di testa.
E adesso qui c'è il ristoro, andiamo. Abbiamo pranzato qui al ristoro Sant'Augusta assaggiando un tortino alla barbabietola con noci e formaggio, veramente buono, e poi un pastin, questa carne chiamata pastin con cipolla caramellata e patatine fritte, quindi consigliatissimo. Che panorama, Vittorio Veneto dall'alto. L'unico peccato di questo giro di oggi è che la strada classica che sale qui al santuario di Sant'Augusta è chiusa e quindi qui da in alto scendo un po' e vi faccio vedere quello che riesco. Quando la apriranno e se verrete a farci un giro, salendo troverete delle cappelle come una, eccola qua, di Sant'Elena. Vedete? Fantastico, veramente fantastico questa salita qui al santuario. Qui c'è scritto che siamo nel percorso dell'Alta Via dei Silenzi. E lì c'è l'altra cappella. Purtroppo non posso scendere di qua perché, come abbiamo visto, giù è chiuso, e quindi adesso faccio la scalinata, risalgo al santuario di Sant'Augusta e riprendo la macchina, scendo e andiamo giù a vedere il museo della battaglia. Andiamo. Ed eccoci spostati di qualche chilometro e adesso andiamo a visitare il museo della battaglia. Vi ricordo che sotto in descrizione trovate tutti i link. E qui ci troviamo nel quartiere di Ceneda e questa è Piazza Giovanni Paolo I. Eccoci all'ingresso del Museo della Battaglia, ospitato nello storico palazzo della comunità nel cuore di Ceneda. Varcando questa soglia ci addentriamo in un viaggio nella memoria della Prima Guerra Mondiale, tra reperti, storie di eroismo e il racconto della decisiva battaglia che ha segnato la fine del conflitto. Proseguiamo la nostra visita esplorando le sale, dove le testimonianze della vita in trincea e la ricca armeria ci permettono di toccare con mano la storia di quel periodo cruciale. E qui, visitando il museo, trovo questa foto e, se non sbaglio, questo è il Salto del Granatiere che si trova sul Monte Cengio. Ho fatto il giro ad anello e vi lascio il video nelle schede finali. Veramente un museo immersivo, una cosa
veramente da brividi. Ovviamente se passate da queste parti è una tappa da fare e vi ricordo il link sotto in descrizione per tutte le info. E usciti dal museo entriamo nella cattedrale di Santa Maria Assunta e San Tiziano Vescovo. Ed eccoci spostati verso il castello di San Martino, che vi consiglio di visitare ovviamente dopo il bellissimo museo della battaglia. E come ultima chicca vi porto qui a vedere questi resti di questa struttura che viene chiamata la Carrega del Diavolo. Allora, la leggenda popolare racconta che qui in questo palazzo medievale crollato ci abbia soggiornato Federico Barbarossa, ma è proprio la sua forma fatta a sedia che gli dà il nome di Carrega del Diavolo. Beh, sta cominciando a gocciolare, quindi io finisco qui il video. Spero vi sia piaciuto, spero di avervi fatto conoscere qualcosa di Vittorio Veneto. È stato per me un bel giro e spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale, lasciate un vostro commento, un like, passate parola e noi ci vediamo nella prossima esperienza. Ciao!